Salut a tutti, ultima data de Campa qui in casin, che non te nostre rete social Facebook e Instagram. Ultima data, noi voleli, ma da subito a scontra a Feli di eu direttore di la Soggio Asabè de Scola in Festa, e ma parla subito dunque di sta magnifica scuola, cunello e musica. RCFM e Campacui. Allora, la Soja è nato in 2001 ed è una bella storia perché sono tre giovani dando di un paese che sono venuti a picchiare a Moborta, che tanto io non avevo manco l'idea, ma lavorare già per le scuole, voilà, con Dio intero, Rocchi sicuramente, che mi ha insegnato dunque tutta la pedagogia si dell'ONI mi dicono senti Overi, noi già noi siamo più in un paese, se tu ci volessi imparare a cantare o a suonare di chitarra, e dunque non puoi mica ricusare. Allora, per andare in furia, da tre sono stati due musei, lavoriamo in camera in casa e poi eccetera eccetera e oggi siamo a poco più su 350 di un locale di a Mediateca di Vureli, al primo, secondo e il terzo piano, con dunque la complicità e l'aiuto della municipalità che tengo a ringraziare e una convenzione con la collettività di Corsica e la comunità di comune Castagniccia Casinca, dunque chi ha un filo di anni si sono messi con noi, in giro a noi, per aiutarci a poter lavorare e avere una squadra di professori che sono professori con i suoi diploma, eccetera, eccetera. Infatti, è un piccolo conservatorio. Allora, un sbaglio musicale da 3 a 7 anni, di un ciclo eurodivo e radio, dove i zidelli principiano a imparare sicuramente la lingua, questo filastrocche, eccetera, ma di noi a musica imparano a scrivere e a leggere a musica, so chi fa l'idea l'anni dopo 7 anni, quando li entrano in scuola di strumenti che li vogliono imparare. Allora, qui dove noi possiamo imparare il piano, il violino, il flauto, a biona, a batterie, percussioni, a chitarra sicuramente, poi noi facciamo un po' di teatro o altro classico. Allora, la bene sicuramente che ci occupiamo tutti gli anni, cerchiamo di anticipare. Ora veniamo di passare una periodo che è stata appena complicata per noi, dunque non sappiamo mica troppo se ne abbiamo ritrovato i nostri allievi e finalmente li abbiamo ritrovati e ce ne hanno capito di più. La bene sarebbe sicuramente mettere di più strumenti, a proporre più strumenti e appena c'è i figli perché ci sono gli strumenti, baglietto che fanno flauto, flûte traversière, sicuramente che nei nostri luoghi non è mica uno strumento che è più popolare, ma piano piano, dunque già propone di più strumenti e poi sicuramente andare di più in più lontano, non un lavoro che noi abbiamo, non la lingua che mi pare oggi è mica o più importante, ma assai importante. Per me la casinca non è mica un paese, è una casa. Sono nato a 2 passi di qui, giusto in faccia, in un luogo che si chiama Averera, dunque sono nato per i Vurelli e ognuno sa che ci campo da voi dunque 55 anni, anche da giù appena, ma il cuore è firmato qui e non solamente ci sono nato, ci campo, ma ci ho lavorato durante 32 anni con Juventeramo in Loreto di Casinca. Da Sant'Angelo in punta e da Fiumara tu a Golu
a casinca si sperdie in stese virtuline, un mare la carezza dalle picchiate turchine, gelosi du sole ucciso mena loro da Sant'Agnolo in punta e da fiumare tua coro. Miralli i paesi, sentinelle sempre, sfidano tempo, danando ai budiali, campanili con chiese, case d'orre e casali, raccontano la sua storia, l'amore e la soiente. Miralli i paesi, sentinelle di sempre. Via via di Amatiosa si hanno fatto un orto, una terra raccolta per terra verma e pieve, a porte spalancate, a casinca riceve, e fra chi ci viene, amicizia e conforto, dia via Mattiosa, si n'hanno fatto un orto, via Mattiosa, si n'hanno fatto un orto, da Sant'Agnolo in punta, e da fiumare tua gola. E così musica e qua oggi di Felici si compie e compa qui in casinca a ringraziarvi a tutti e a tutti e a sapere che ci ritroviamo da qui a poco in un altro rudione a Belgi. RCFM e compa qui.